Elogio della fresella. Io immagino che tu sai cos'è una fresella, o biscotti rano, o pane toast, il pane biscottato, la galletta, o vascuot, come lo chiamano nel Cilento. Bene, questo biscotto di grano rotondo col foro al centro, ma altre volte nella sua forma invece alla maruzzara, a fresella maruzzara, tipica delle zuppe di cozze napoletane. E qui siamo nel tempio della fresella maruzzara, siamo in un panificio del 1834, insomma Antonio di Paolo, nel borgo di Sant'Antonio Abate. La fresella, un biscotto povero, come devo dire, semplice, miserabile, non gli dai 3 lire in mano, farina, acqua, lievito e un po' di sale, questo è tutto. E quel pezzo di pane secco che tieni sempre nella dispensa, casomai finisce il pane fresco e ti salva la serata. Ecco, la fresella non è altro che un pezzo di pane potenziale, un pezzo di pane in nuce, è un pezzo di pane che ancora deve nascere, è un'anima Dio, è un'anima povera, è pulito, è l'innocenza, è la verginità. Il pane no. Il pane nasce buffone, nasce altezzoso, sicuro di sé, si fa innamorare, si fa ammirare, te ne innamori, la palatella, o palatona, o panino soffice, il panino all'olio, ai 5 cereali, che mente, il pane è diverso, ora morbido, ora croccante, una bella parte di mollica, sempre con i buchi al punto giusto, o guzzatiel, fai una piramide della mollica, tirala fuori e imbottiscilo col ragù, salsiccia e friariel, un pezzo di pane caldo, è una sinfonia di Wagner, mettici 2 fette di mortadella, ti consoli la vita tua, il pane, meraviglioso. Sì, ma aspetta, oggi, domani si può ancora mangiare. Fra 2 giorni ti dicono togli la prima fetta che riesce ancora buona. Aspetta però, perché poi chiano chiana, perché fra 3 giorni questo signore qua è un cadavere. Ci può fare solo il purpetto, ci può fare un pane grattugiato, ma lo devi buttare. A fresella no. A fresella fra 3 giorni sarà viva e vegeta come adesso, anzi sarà meglio di adesso. Sì, la fresella nasce povera, dimessa, non ce l'hai veramente 3 lire in mano, pare fatta di sola scorza, invece c'è una storia lunghissima da raccontare. Dopo 3 giorni, dopo 30 giorni, se sa, dopo 90 giorni, prova a metterla in acqua, comincia a sbattersi, a muoversi sana sana, comincia a bere, cambia forma, cambia morfologia, è una vera resurrezione, anzi è una nascita, comincia a crescere. È nata la fetta di pane, ecco, ma dopo tanti giorni. Sapete che senza le freselle non avremmo avuto le crociate? Soldati e cavalieri nel Medioevo portavano queste per alimentarsi nei lunghi periodi fuori casa. Senza la fresella non avremmo avuto la scoperta dell'America, senza questa qua, perché questa era l'alimento fondamentale in tutti i lunghi viaggi oceanici, veniva ammollata direttamente a mare. I nostri nonni mica facevano il pane tutti i giorni, facevano una volta a settimana e poi portavano in campagna il freselle per alimentarsi. Senza la fresella non avremmo avuto quel pranzo estivo che a noi ci piace assai. Quando non abbiamo voglia di cucinare, prendiamo 2 freselle, le ammolliamo in acqua, apriamo il frigo e ci mettiamo tutto quello che c'è. E nasce la caponata napoletana. Insomma, la fresella è un vero miracolo gastronomico, però poi come sempre devo distruggere tutto. Sapete che fresella in lingua napoletana è anche uno dei sinonimi della natura femminile, dell'organo sessuale femminile. Ah, fresella, ecco, forse probabilmente morfologicamente perché c'è il buco al centro. Che di fresella da mangiare si tratta, che di fresella naturale si tratti, in ogni caso la fresella è un vero miracolo. A Napoli ogni giorno c'è sta cosa fa e allora ho pensato di fare un libro, Napoli 365, che ogni mattina ti suggerisce dove andare, cosa celebrare e che cosa fare. Insomma, un libro da tenere in gabinetto e studiare, perché si sa, nessuno nasce imparato, a Cattata
E la programmazione prosegue subito dopo il nostro videogiornale con il film Il sindaco di Rione Sanità con Massimiliano Gallo, una reinterpretazione e rivisitazione moderna dell'opera di Edoardo De Filippo che esplora il confine sottile tra legalità ed onore nella Napoli contemporanea. Buon pomeriggio. Davvero ottimo il consiglio che ci lascia Rosaria. Con lei viviamo insieme alla redazione, allo staff tecnico, a tutta la famiglia di Canale 21 i nostri più calorosi, cordiali e sinceri